Amici bellini, una classifica che fa rumore, e io parlo di rumori perché qua sotto sta succedendo l'impossibile. Non riesco a cliccare sul recording perché praticamente sotto stanno distruggendo tutto il quartiere. Ma noi abbiamo screenshot da vedere perché 1-0-0 voi vi pensate che non succede niente, e invece è successo tantissimo e va analizzato con gusto. Cominciamo! E cerchiamo, e fai pure veloce e sbrigati anche. Benvenuto Mets, e a tutti i nuovi iscritti, grazie per il vostro supporto, per la vostra presenza, per i vostri commenti che mi danno altri spunti. Io leggo tutto, lasciate un like. Credo che il like più di soddisfazione si lascia guardando una classifica che è interessante. Poi volevo parlarvi a fine video, magari facciamo prima gli screenshot, ma a fine video volevo parlarvi insomma della situazione Milan e Roma, che sposta un pochino quelli che erano stati i nostri discorsi di pre-partita, che dobbiamo parlare. Ma andiamo agli screenshot, ci spostiamo e partiamo da queste posizioni medie che troviamo sul sito della Lega, per capire più o meno, perché c'è questo discorso, che modulo è stato McTominay, come si inserisce in questa squadra. 4-3, 4-2-3-1, 4-2-4. Una cosa è certa, è che la difesa era a 4, e quindi questo è un cambiamento importante sia per quanto riguarda la rosa, sia per quanto riguarda il modo in cui il Napoli difende e come attacca, perché dobbiamo parlare tanto dei terzini. Ma vedete, come posizione medie McTominay sta più avanti, con Lukaku che si allarga un pochino, e quindi in questo caso vediamo proprio il centrocampo a 2. Contemporaneamente, quello che il Napoli comunica alla Lega è un 4-3-3, e il Napoli lo scrive anche 4-3-3 quando mette i giocatori in ordine, e si mettono sempre portiere, poi si parte dal terzino destro e li mettono proprio in ordine così, Di Lorenzo, Rachmani, Buongiorno, così. McTominay risulta il terzo centrocampista, la mezzala offensiva. Ricordiamo Hamsik, ricordiamo ovviamente Zielinski, che nel frattempo si sta prendendo merda su tutti i social da parte di tutti i napoletani. Io non condivido, mi dispiace. Quando vi atteggiate che il Napoli con Liverpool, le categorie, il Napoli con Liverpool 4-1, in quella partita là Zielinski vi faceva comodo, che segnava 2 gol e dominava a centrocampo. Quindi non è il caso, non mi sembra il caso. Guardiamo avanti, ci godiamo McTominay e guardiamo avanti. Quindi Napoli la scrive così, ma McTominay nel campo ha dei compiti diversi che SofaScore dispone così, e quindi ha più senso secondo me come disposizione, visto che il McTominay stava abbastanza vicino a Lukaku, questa disposizione col 4-2-3-1. Ancora meglio altre posizioni medie, dove vedete che si poteva creare un buono spazio per Olivera, non sfruttato abbastanza, credo anche per disposizione dell'allenatore, per non scoprirsi. E vedete qui il centrocampo a 3 con Lukaku che si allarga per portare probabilmente via anche Bremer, e andare credo anche a sfruttare il fatto che la Juve con Cambiaso costruisce poi al centro, quindi scappa via Cambiaso da terzino, finisce a centrocampo, e in mezzo ai due centrali Kalulu e Bremer ci finisce spesso Locatelli. Quindi si allarga Lukaku, e McTominay e Kvara possono andare ad attaccare quella zona. La partita di Olivera, non lo so se finisce in copertina, mi sembrerebbe forse esagerato, però molto bene, vedo un clima sereno, mi fa piacere. Allora, ci sono stati dei momenti, specialmente nel primo tempo, e poi si arriva a quell'intervento che fa discutere, una valle di lacrime, Juventini, una roba insopportabile, proprio loro, dove insomma secondo me dobbiamo sottolineare alcune cose che ha fatto Olivera. Vedete l'importanza di non essere innamorato delle proprie idee. Per me Olivera non è il massimo, il non plus ultra sia in difesa che in attacco, onestamente. Però su questo primo spiovente il Napoli nel primo tempo ha sofferto solo su qualche cross dalla tre quarti. Su questo primo spiovente la palla è qui e sta arrivando in questa zona. Lo sottolineiamo Olivera che fa un po' di body check su McKennie, non lasciandolo saltare da solo. Ovviamente qui resta poi un Nico Gonzalez troppo solo, però secondo me se tu terzino ti rendi conto che tutti hanno scalato, perché su quel cross di Ildiz era andato fuori Di Lorenzo e quindi tutti stavano scalando,
Mi rendo conto che Kvara dovrebbe fare questo movimento per andare a chiudere su Nico Gonzalez, ma Oliveira, diciamolo, che calcola bene la traiettoria, quindi si sente di lasciare Nico Gonzalez e va ad impattare con McKenny. Se non fosse stato lui, qualcuno dei mediani avrebbe potuto farlo Anguissa. Dov'è Anguissa? Anguissa era a raddoppiare con Di Lorenzo, forse Lobotka, insomma qualcuno, lo stesso McTominay, qualcuno doveva andare, ci è andato Oliveira molto bene. Al 16esimo questo intervento, questo tackle di Oliveira su Nico Gonzalez fa partire un contropiede del Napoli, la palla finisce a Kvara che poi la lascia a McTominay, che poi potrebbe secondo me anche tirare, ma la darà a Lukaku. Quindi qua ancora una volta sottolineiamolo questa cosa di Oliveira, perché poi non è stato precisissimo in altre uscite, ma in questo caso va sottolineato. Ed ecco come si sviluppa: Kvara porta palla e poi cede all'accorrente McTominay, che in questa zona qui riceverà palla, può avanzare e da questa zona, secondo me, con le sue qualità, potrebbe anche far scoccare un tiro. Capisco che però ci si stava creando l'1 contro 1 Lukaku-Bremer e poteva essere una scelta anche logica non tirare dalla distanza e avvicinarsi alla porta. Altro intervento difensivo di Oliveira che anticipa Meret. Probabilmente Meret era sulla traiettoria, ma per non rischiare nulla interviene Oliveira e spazza su un altro cross spiovente, e poi da qui arriva il tiro pericoloso di McTominay dalla distanza che impegna Di Gregorio nel primo tempo. C'è un errore di Vlahovic, che partitaccia, che controlla, ne scarta un paio, ma invece di servire Locatelli metterà una palla pericolosissima all'indietro che McTominay potrà recuperare e sfruttare. Passiamo già al secondo tempo. Questa è una delle azioni più pericolose. Se ne va bene Politano sulla fascia, dopo tanta corsa, tanto campo, sceglie di stringere al centro e di tirare. In questo caso in tempo reale mi stanno arrivando altre slide e le recuperiamo. In questo caso il pallone finirà leggermente alto sulla traversa, però già potete vedere qualche opzione. Una è Di Lorenzo, che per una volta, poche volte lo ha fatto, ma in questo caso aveva continuato la corsa, aveva offerto la sovrapposizione. Una è Lukaku sul filo del fuorigioco e un'altra sopra la mia testa è proprio McTominay, proprio zona proprio importante questa qua, senza tanti avversari davanti, sulla lunetta, proprio tutto lo specchio davanti, ci arriviamo e dall'alto si vede ancora meglio, Probabilmente io da qui intuisco che il passaggio per Lukaku, che deve fare questo movimento qui, il passaggio così per Lukaku è roba di altissima coefficiente di difficoltà. Probabilmente è più facile un passaggio per Di Lorenzo sulla corsa. Io continuo a vedere questo passaggetto qua molto molto interessante per McTominay. Questa è l'azione che tutti qua era un retropassaggio volontario. No, è una giocata che meno male che Oliveira fa. Poi si può discutere, Caprile avrebbe dovuto, per togliere tutto da mezzo, la spazzi coi piedi e nessuno ci ragiona, e parleremo di una giocata di Oliveira di grande anticipo, di buona diagonale sul Nico Gonzalez che stava arrivando, e avremmo potuto parlare anche di un potenziale assist di Koopmeiners, perché poi sto sentendo i paragoni McTominay, Koopmeiners, ma quella è costata 60, McTominay 30, allora... E allora ci dobbiamo atteggiare che spendiamo i soldi, o ci dobbiamo atteggiare quando risparmiamo i soldi e le paghiamo il giusto? Non mi sembra proprio il caso. Per me Koopmeiners non ha fatto una cattiva partita. Si trova poi sul destro la palla ghiotta dove poter andare in vantaggio, ma Koopmeiners resta un grandissimo giocatore, forse pagato tanto, ma che ce ne frega. Qui la facciamo una tiratina d'orecchie a Lobotka, gira su se stesso Cambiaso, come vedete sempre in zona centrale, poi se ne andrà via in dribbling, in accelerazione, superando anche Anguissa. Qua Lobotka secondo me deve fare fallo, spendi il fallo e atterralo perché siamo lontani dalla porta. Cambiaso con un paio di falcate arriva fino in fondo, poi evita anche Rachmani e lascerà a Koopmeiners la palla che poi finirà alta perché il tiro col destro così. Questa azione mi ha ricordato molto il gol dell'Italia, credo fosse Calafiori in quel caso a farsi tutto il campo, e poi arriva il gol di Zaccagni. Ed è qui che Cambiaso lascia il pallone a Koopmeiners che col destro impatta, ma la tirerà alta, Mi sa che devo aggiustare un attimo il volo a Fotoruncio, lo date voi nei commenti. Non entra benissimo,
viene messo al posto di Kvara, quindi quella mezzala avanzata o trequartista, ma insomma il Napoli stava facendo una partita difensiva, qui finiamo in 4-5-1 fondamentalmente, e qui tra vari avversari la darà praticamente a UEA fa il movimento e Folorunsho lo serve, per fortuna contrato da Buongiorno. E qua capisco il commento di Tore Falanga durante la live, altri commenti che ho letto: Simeone, perché non l'hai data a Neres? Questo è il momento del tentativo di pallonetto molto coraggioso, diciamo, dove ovviamente spicca la presenza di Neres, che stava facendo questo movimento con un po' di lucidità. Simeone avrebbe potuto tentare di scambiare con Neres, quindi sì, mi rendo conto. Questo è un Conte che su un ultimo calcio d'angolo, su una scorribanda di Neres che poi prova a mettere al centro, guadagna il calcio d'angolo, ma forse aveva io qua non lo so, però tipo calma, non riversatevi tutti avanti, non facciamo quella cosa solita siringa Napoli, calma. Andiamo a battere il calcio d'angolo, attacchiamo ma senza perdere le preventive. E poi un po' di screenshot extra per dimostrare la fase difensiva del Napoli. Vedete qui Lukaku, qui McTominay, Lobotka, Anghissà, Politano e Kvara, quindi a tutti gli effetti la possiamo chiamare in fase difensiva 4-5, una linea a 5 con Lukaku davanti. Ben diverso quando la Juventus deve battere un calcio dal fondo. Vediamo una disposizione da parte di Thiago Motta simile a quello che faceva Calzona, molto criticato per questa cosa Calzona. I 4 difensori in linea, il centrocampista che viene ad avanzare, che poi viene seguito da Anghissà, e i nostri si mettono a 4 uguale, in modo tale che non possono scambiare tra di loro e stiamo in contrapposizione, diciamo quasi uomo su uomo. E quindi McTominay in questo caso è proprio seconda punta. Qua si può guardare come 4-2-4. In questo caso, grazie a questa pressione preventiva, Vlahovic chiamerà la palla, Di Gregorio lancerà direttamente sul Vlahovic, poi se la perdono e arriva il tiro di McTominay. Kvara un po' contrariato, per la sostituzione non credo, penso per la prestazione avrebbe voluto fare di più, ma su Kvara che ha fatto di meno mi piace citare un content creator che parla di tattica. Ve lo faccio vedere così. Nick Cariglia nota una cosa interessante, cioè il pressing orientato di Vlahovic quando il Napoli è in possesso di palla tende a chiudere la linea di passaggio su Buongiorno, costringendo il Napoli a impostare su Rachmani. Ecco perché quando io vi dicevo nella live abbiamo giocato molto di più a destra rispetto. Il Kvara non è che ha giocato male, ma ha toccato pochi palloni, molto meno palloni di quanto avremmo dovuto avendo di là Kalulu e Savona, e ci siamo andati a incastrare nella zona di Bremer. Quindi si dà un merito a Vlahovic e a Motta per aver intuito questa giocata e aver costretto il Napoli a giocare più da una parte che dall'altra. Quello che invece avevo notato io di Simeone è il tentativo di passaggio per Neres in un'altra occasione, che probabilmente se lo avesse tentato qui, magari di esterno alla Kvara, sarebbe andato a buon fine. Il Napoli riparte, pallone recuperato e smistato da Folorunsho. Avanza Simeone, che qui dovrebbe sentire il compagno, e Neres andrà sempre, anche perché entra nei minuti finali, è freschissimo e può farlo. Qui Simeone avrebbe dovuto di esterno, magari rasoterra, andare il più largo possibile per raggiungere Neres. In realtà è seguito anche molto bene da Savona. Simeone alza anche la testa per guardare che ci sia il compagno e prova questo passaggio col sinistro, che però vedete che curvo ho dovuto fare per renderlo efficace. In realtà il passaggio sarà troppo largo e non arriverà a Neres. Qua l'idea è giusta, si sarebbe potuta fare prima, però l'idea non è che ha tirato da qua col sinistro. Nell'altra occasione, quando ha fatto il pallonetto, almeno stava col destro, fresco di alcune sfide a FIFA con Mazzocchi, dove a quanto pare Simeone è molto bravo, ha battuto 5-1, e quindi ricordiamo che sono esseri umani, non so, top player che fanno sempre la scelta giusta perché hanno la settimana tipo. Ed ecco l'azione con i fratelli Iannone di AI Shed. Ho letto alcuni commenti, dicevano con le percentuali si perde il romanticismo del calcio. Non è vero, assolutamente. Introduciamo un nuovo argomento, quindi non inseguiamo gli XG, sono già roba preistorica.
introduciamo l'MG, il max gain, cioè questa azione di Politano ti dà un guadagno massimo di 1.19. Adesso faremo delle comparazioni, per esempio sto aspettando l'altra slide, con il tiro di McTominay da fuori aria, quanto ti dà di possibilità, perché questo non è un XG di 1.19, nemmeno un tap-in a porta vuota, e quindi è un altro tipo di parametro. Quindi tutto l'evento di Politano che entra in aria palla al piede, di Lorenzo che accompagna, la presenza di Lukaku e la presenza di McTominay creano un max gain di 1.19. Se parliamo del tirare in porta, quello che ha una percentuale più alta di riuscita dell'evento tirare in porta è McTominay con 65.7. Quindi se la palla arriva a McTominay e McTominay tenta il tiro, ha il 65.7 di riuscire nella giocata e di andare praticamente a gol. Politano, il suo tentativo di tiro, ha una percentuale di riuscita di 60%. Si considerano tante cose in questo, la distanza, vedete, cominciamo anche a parlare di distanza in campo, perché la prospettiva dici ma quanto sono lontani, cominciamo a fare le cose per bene, e lasciate anche i like. 60% per Politano. Il passaggio laterale aveva una percentuale del 24%. Se la palla fosse arrivata a Lukaku, un passaggio all'indietro sarebbe stato più efficace, perché là si doveva inserire tra 3 giocatori che avrebbero dovuto fermare la corsa, il passaggio era molto difficile, quindi si creano dei presupposti. Ma come vedete, se cominciamo a considerare l'ingresso in area di rigore di Di Lorenzo, avrebbe poi lui, una volta ricevuto il pallone, la possibilità di un passaggio laterale in aria con una percentuale di riuscita alta del 64.4. A quel punto tu avresti, con la palla su Di Lorenzo, la possibilità di inserimento di Politano che ha scaricato, di Lukaku che sta facendo il contromovimento, e anche dell'arrivo di McTominay e di Kvara che stanno a rimorchio. Vedete, le distanze creano difficoltà per il passaggio direttamente a Lukaku, che avrebbe un tentativo di tiro, se gli arrivasse il pallone, di 65.2, però era una giocata troppo complicata. Insomma, io li metto in campo così e do anche i voti, che non servono a niente ma che possono far discutere. Non do il voto a Meret, onestamente, anche se da Fantacalcio è il risultato 7, cioè 6 più l'imbattibilità, una roba scandalosa o molto divertente per chi l'aveva in campo. Meret, si parla di infortunio abbastanza serio, potrebbe saltare un mese di partite, quindi tocca a Caprile, che ha dovuto fare una parata anche facile nel secondo tempo, 6 a Caprile, e già sto sentendo ma con la Coppa Italia dentro Rafa Marini tutti quanti. Calma, non vorrei fare un turnover troppo esagerato, ricordiamoci anche la squadra di Spalletti degli imbattibili per distacco, poi esci con la Cremonese. Non mi sembra il caso di fare così. Non devi ovviamente mortificare le seconde linee senza dargli mai lo spazio nemmeno in Coppa Italia, ma troppo tutto insieme non mi sembra ideale. Vediamo cosa farà Conte. Nel frattempo io do 6 a Di Lorenzo, 6,5 a Rachmani, 6 a Buongiorno e 6 a Olivera. Qualche sbavatura per Buongiorno. Volevo più che altro sottolineare la buona prestazione di Rachmani su Vlahovic. Magari qualcuno può dire si marca da solo, però è stato attento Rachmani, e quindi volevo sottolinearlo come il migliore della difesa. Olivera da 5,5 passa a 6 per i discorsi che abbiamo fatto con gli screenshot. Buongiorno, qualche buona chiusura ma anche qualche sbavatura. Questo per quanto riguarda la difesa. Do 6,5 a Lobotka e 6,5 ad Anghissà. Il 6,5 di Anghissà è un 6,5 più. Mi è piaciuto molto. Lobotka sempre all'interno di tutti i movimenti, fa le cose buone, però quel non intervento che poteva essere pericoloso lo ricordiamo. Non siamo risultatisti, non è poi il gol subito o non subito che ci deve far cambiare il voto. Voglio dare 7 a McTominay, non è un voto esagerato, è un voto anche di inserimento in una squadra. Stava facendo un certo tipo di calcio, arriva lui, si prende la titolarità, sarà un giocatore di difficile marcatura, se trova bene gli spazi. Mi sembra, vedendo anche la McTominay Cam, che abbia personalità,
a spunto, gioca a due tocchi se deve o porta palla se può, si fa vedere sui falli laterali, cosa importantissima perché quella era roba di Zielinski. Ecco, se avevamo sostituito Zielinski con Mazzocchi un pochino faceva discutere la cosa. Se lo sostituiamo con McTominay la situazione è diversa, aumentiamo la qualità, aumentiamo lo spessore internazionale e quindi il 7 rappresenta tutto questo. 6,5 a Politano, partita positiva, sta dimostrando perché ci vuole ancora un po' di tempo per vedere Neres titolare, oltre alla fase difensiva. È chiaro, dove è molto prezioso, anche tanti spunti in attacco. Purtroppo Lukaku 5 non ne becca una nello specifico, e 5,5 a Kvara, poco chiamato in causa. Nelle volte in cui è chiamato in causa fa il suo dovere, ma avrei voluto un po' di più da parte sua. Dopodiché al 72esimo esce il tridente e vediamo Folorunsho, Neres e Simeone. Simeone 5,5, entra con la voglia di fare, ma è un po' fuffoso in quello che fa. 6 a Neres, pochissimi palloni, ma sono sembrati creare dei presupposti importanti. E do 5 a Folorunsho, ditemi voi se merita qualcosina in più. Avevo indovinato assolutamente senza nessun presupposto logico che sarebbe entrato nella ripresa, oltre ad aver azzeccato lo 0-0. Ma non ha avuto un grande impatto e quindi tutti quanti Ngong. Capiremo con la Coppa Italia se Ngong avrà ancora spazio oppure no. E poi all'87esimo qualche minuto per rifiatare anche a Lobotka con l'ingresso di Gilmour, pochi palloni toccati, senza voto. A Conte mi sento di dare 6,5, bella sorpresa il cambio modulo, la voglia di vedere il Napoli avere di più il pallino del gioco c'è, però devo sottolineare che abbiamo subito molto meno rispetto a quanto abbiamo subito con il Cagliari, e quindi se giocare con il 3-4-2-1 lascia comunque degli spazi importanti agli avversari, e lì è servito il miglior Meret. Se con la difesa a 4 un po' più bloccata, magari risultano 4 difensori invece che 3 quando stai in attacco e ti prendono in contropiede e ce ne hai 3, potrebbe essere una soluzione che capiremo se è una soluzione a lungo termine oppure no, ma mi sembra più logica e più interessante. Con la Juventus a casa loro siamo stati più prudenti, probabilmente con altre squadre, altre partite. Adesso c'è un filotto di partite di squadre più abbordabili, che però non mi fa gridare al "oh logo io scudetto", perché sarebbe una follia, ma capiremo cosa vuole fare questo Napoli da grande. Ci sarebbero altre cose, tantissime cose. Questa è diventata una seconda live. XG del Milan alti, ragazzi, sono i migliori in Italia. È chiaro che i 4 gol contro il Venezia inquinano un po' questo dato, però ecco, la vittoria del derby non vorrei ridesse benzina al Milan, che quindi si reinserisce nelle 3 per direttissima, e il Napoli come XG creato è un po' basso, vedete sotto addirittura al Lecce come XG subiti, però il Napoli è qui. Attenzione al Como, che non subisce tanto. La Juventus è ovviamente la squadra più solida in questo momento. Quindi la Roma sembra essersi tranquillizzata, il Milan galvanizzato. Noi guardiamo la sconfitta dell'Inter come mostra. Sì, però si crea una classifica più corta, dove sarà ancora più entusiasmante, ancora più divertente vedere il tutto. E se è vero che adesso abbiamo un calendario che ci propone alcune squadre piccole consecutivamente, subito dopo ci sarà un ciclo terribile. Sì, ma sono squadre che sono coinvolte nelle coppe europee, va benissimo. Pensiamo a come le dobbiamo preparare tutte insieme, perché anche l'inizio del campionato, il Verona, avete visto, è stato un inciampo. Speriamo che l'inciampo sia stato dovuto al ritardo del mercato e adesso tutto si è messo un pochino più in equilibrio anche con i nuovi acquisti, e che il Napoli possa cominciare a fare filotti. Il video è uscito lungo, ma non ha importanza, voi lasciate il like lo stesso se avete apprezzato e aspettatevi nuovi contenuti. Non so se domani, già dovrebbe essere antivigilia, se c'è conferenza, se non si fa proprio la conferenza, se si fa un giorno prima, se presentiamo questa benedetta terza maglia che siamo in ritardo, ma ne avremo di cose da parlare. Tra il recap, oggi gioca l'Atalanta da New York. Valerio Fluido è tutto, vi abbraccio, vi bacio e iscrivetevi al canale perché ne vedrete delle belle.